Non sei solo. No, non sono, ecco qua. Meno male che hai detto che eri emozionato la prima intervista, insomma parli proprio a ruota libera. Sì. Bene, bravo. Che pugito sarebbe? Io non sono solo, ho portato con me una delle mie due assistenti alla regia, la signorina Barbara Cirici, che nel mio spettacolo interpreta proprio una milanese, come di scambiare dei cancelli. Ah, assistente alla regia e pure attrice. Sì, attrice dello spettacolo. Buonasera a tutti, chi parla? Io sono Barbara e appunto con Carmine sto lavorando a questo nuovo progetto di questo musical dove appunto interpreto la parte di questa milanese arrivata a Napoli, trasferitasi a causa del lavoro del marito. Trasferirsi a Napoli di certo non è una bella emozione per chi magari vive la realtà del nord, abituata all'ordine, lo so, ma non facciamo magari ha detto programma di a Napoli conosce che cosa vuol dire raccontare l'animo delle persone, avrà modo appunto di conoscere questi nuovi vicini con cui avrà degli screzi, si sa, ma noi non facciamo a stendere diciamo i vestiti per strada, sui balconi, a Milano invece no, se ne andavo via piccole baggianate dalle quali si può venire fuori con un bicchiere di vino e non mi ricordo. E come si fa a stare a Napoli e fare una milanese? Tra l'altro è un po' distratta la giornalista, ma lei è milanese. Ah, beh, bisogna calarsi sicuramente nel personaggio. Io ho studiato per fare questo e sono molto affidata appunto a dei video sui persone milanesi, come potevano essere una Simona Ventura o qualche altro grande attore o personaggio dello spettacolo che vive a Milano. Mi sei distratto un attimo, lei è napoletana ma nello spettacolo fa una milanese. Ah, fa la milanese! E dicevo, l'abbiamo qui la milanese. È chiaro, noi veniamo da Milano e le cose sono ben differenti. Non è la stessa Non è proprio la stessa cosa. Non è diversa. Penso che valga la pena di venirci a vedere perché è uno spettacolo molto curato nei dettagli, dalle luci agli abiti, alla regia, ai personaggi, molto studiati e affidati su parte, non per caso. E poi perché oggi i giovani preferiscono andare al cinema, spesso si pensa che il cinema sia filmonomico, invece a Napoli bisogna cominciare a ritornare sulla tradizione. Napoli è conosciuta per la canzone, per la recitazione, grandi maestri sono Edoardo, Totò, Scarpetta, quindi ritornare a teatro per vivere un'emozione vera, non fatta su un tac. Quindi applaudire per quelle che sono le emozioni che vengono date sull'istante, per chi lavora tanti mesi con tanti sacrifici per vedere ecco, una platea piena. E quanto tempo, scusami Antonio se ti rubo la parola, quanto tempo ci è voluto per preparare tutto questo andare là? L'idea è cominciata 4 mesi fa con i primi casting e poi sono 2 mesi intensi di lavoro mattina, pomeriggio, sera e notte, anche perché pure la regia con me e Carmine, per appunto mettere su un lavoro così grande che comunque dura parecchio. Vabbè, è una cosa, Antonio, una cosa bella perché i ragazzi sono molto giovani, allora di fronte a certi spettacoli che si vedono in televisione ultimamente hanno fatto anche Gomorra, e vedi questi giovani che scelgono una strada che adesso non si sente più, scelgono una strada di morte praticamente, perché quella è gente che sceglie una strada di morte, perché sì, guadagnerai anche tanti soldi, ma alla fine durano lo spazio di un mattino, fanno il solito discorso, un giorno da leone, meglio di una leone che 30 da pecora, però insomma non è così che si può ragionare con la vita, perché la vita è una sola e quando sei morto, non ci sta niente da fare. Mi fa molto piacere vedere che voi così giovani avete questo impegno anche nei confronti dei vostri colleghi, tra virgolette, ragazzi, per cercare di recuperare, voi che abitate in queste zone un po' periferiche, chiamiamole così, io non le chiamo perché sono delle zone periferiche, ci sono da tutte le parti, però a Napoli sono delle zone periferiche sono un po' più degradate, ma anche perché, noi lo diciamo tante volte alla radio, a volte sono degradate perché anche la gente che le degrada, perché queste zone non sono abitate dagli alieni, sono abitate da persone, e se le persone mettono i fiori, si trovano i fiori, ma se le persone non mettono i fiori, si trova quello che le persone mettono. Allora dipende anche dalla gente. Allora come voi che abitate in quelle zone siete stati capaci di fare qualche cosa di bello, così dovrebbero essere capaci tutti quanti.
E mi auguro che a questo teatro venga un sacco di gente a vedermi. Adesso lo vediamo anche noi. Senti, da quest'anno è il debutto, poi dopo girerete un po'. Sì, gireremo aspettando, ecco, perché è tutto autoprodotto questo spettacolo, e chi è cresciuto nel teatro e a conoscenza aspetta comunque l'aiuto di un produttore che ci ha promesso comunque di girare. E io voglio dire ai nostri amici e agli ascoltatori che nel cast c'è un ospite internazionale che sicuramente piacerà alle persone che ascoltano Radio Nuova Vomero. Non lo sveliamo subito perché è un ospite a sorpresa. Con 2 giornalisti qua. No, Sì. sì, non lo posso dire. Ma di che ambito è questo ospite? Della musica napoletana, ecco, proprio un mio carissimo amico della musica napoletana, un grandissimo artista, devo dire, veramente. Che non è Gigi D'Alessio. Che non è Gigi D'Alessio, ma siamo là, attenzione, ho lanciato una pietra, molto vicino. Molto vabbè, sarà Gigi Finizio, sarà uno di questi qua. Posso dire, ecco qua, e io ho scelto comunque all'interno del cast persone esperte proprio del settore, infatti le coreografie sono di Stefania Sivero, la regia televisiva è dei Fratelli del Vecchio, i costumi sono di Giusy Conte, le musiche, come dicevo prima, arrangiate dal maestro Diego Perris, la scenografia invece è affidata a Savio Cerulli, caposcenografo del San Carlo, e invece l'assistente alla regia insieme alla signorina Barbara Ceci e la nostra signorina bella, fresca e giovane, pimpante, Bassina, devo dire Bassina, Irene Vollero. Eccoci qua. Ma quella è... Ma Bassina perché è alta 1,50 o perché No, veramente è alto 1 metro e basta. è alta 1,50 m? Però le bassine sono corte e male incavate. Infatti lei sarà sempre le prove che con Barbara, no ragazzi dovete fare, perché Antonio... Vabbè ragazzi, ma voi non siete alti 2 metri. 1,77, se però vogliamo precisare. Senti, ma la terza accompagnatrice chi è? La terza accompagnatrice è la truccatrice dello spettacolo, che stasera abbiamo fatto le foto. Serve a fare le riprese stasera. Si utilizza per le riprese. Sì. Antonio, là c'è scritto qualcosa che può essere interessante. Sì, vogliono sapere come acquistare i biglietti. Come acquistare i biglietti dello spettacolo? Allora, i biglietti dello spettacolo si possono prenotare, magari entrando in contatto con noi dagli official Facebook Carmine Rullo, Irene Vollero, Barbara Ceci, basta, oppure digitare il Muscumizziere Napoli sul motore di ricerca e tranquillamente escono come poter acquistare i biglietti, oppure telefonare al numero 333 44 21 732. Ma non c'è un box office dove... Sì, direttamente al teatro, il botteghino del teatro, però quelli là che sono stati affidati, ecco, da parte della produzione al botteghino del teatro sono finiti. Bene. Sono finiti, quindi il teatro copre 400 posti, quindi noi ci speriamo almeno quella che in compagnia li riempiamo tutti tranquillamente. Allora ripeti lentamente in modo che chi è all'ascolto può prendere appunti. Allora, non siamo in televisione, allora non scorre. Allora, basta telefonare al 333 44 21 732. Segnate. Oppure visitare i nostri official Facebook, oppure il mio sito internet www.carminerullo.it. Questo mese saremo anche sul giornale Shuer, vero direttore? Sì, è vero. Dedichiamo uno spazio allo spettacolo. E quindi acquistatelo questo Shuer che esce venerdì. E noi invitiamo anche tutti i radioascoltatori che sono molto ma molto numerosi perché seguono da tutta Italia, collegati a internet, ma anche all'estero. Perché all'estero è un po' difficile che vengano. Ci arrivano delle email pure dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, quindi seguono anche in tutta Europa. E dicevo, quindi da stasera tutti i nostri radioascoltatori ti devono aggiungere come amico su Facebook. Sì, Carmine Rullo, aggiungetelo, magari vediamo questo fatto un po' dell'altezza, poi aspetto le vostre email di dire che sono un pazzo, di dire che sono 1,77 m. No vabbè, noi scherziamo perché abbiamo sentito Bassina, allora dicevo vabbè, ma qua non è che 2,50 m, allora la forza dice Bassina, ma poi è una cosa, invece è proprio Bassina effettivamente, insomma, è una vita pavone della situazione, insomma. Senti, 20 anni hai fatto questo po', che ti aspetti 12 anni? Cosa mi aspetto, Antonio? Fai come Lord Webber,
Magari, infatti, mi aspetto, ecco, ma di questo non mi aspetta niente, voglio andare piano piano, l'aspirazione mia è questa, fare teatro, sono cresciuto. Ma l'hai fatto per andare amici dalla... No, veramente non c'è bisogno perché sto continuamente su Rai 1, quindi non cerco proprio la trasmissione Amici perché io veramente non cerco proprio la Io l'ho visto televisione. stesso spiaggia, stesso mare. Sì, sono stato coreografo, sì, su sono Rai stato 1, sì. coreografo nella stessa spiaggia che Mare con la produzione di Fabrizio Gatta. Però Antonio, ti devo dire la verità, io preferisco sempre il teatro. Forse sono cresciuta nel teatro, sono abituata agli applausi, però per me il teatro è realtà. E come diceva prima Barbara, il chuck della televisione è finzione, ecco, quindi io cerco sempre lavori teatrali ed è dura, E chi magari come me sceglie di fare questa cosa qua può capire veramente come è dura. Ma io voglio capire, tu sei ballerino. Sono coreografo ballerino. Allora, ballerino significa che vieni da una scuola, Sì. hai fatto il San Carlo, hai fatto una scuola privata, voglio capire perché i ragazzi come all'Accademia, all'Accademia da Rossella Rossi a Fuorigrotta e poi devo dire la verità, dopo 7 anni di Accademia, la vera passione, la vera scuola è stata il palco. Ma il tuo modo di ballare, io te lo chiedo perché non ti ho visto, a chi si ispira come ballerini famosi? Come ballerini famosi, anche se non siano italiani, ma Bob Fosse, Marta Graham, perché per me un ballerino può essere dotato di aperture, bravissimo. John Travolta? John Travolta ci sta un po' vicino, magari. Perché quello è un grande ballerino, anche se adesso fa l'attore è un grande attore, però è stato un grande ballerino. Io tra l'altro ho fatto proprio un musical con i ragazzi con la compagnia di Ballando sotto le stelle, la febbre del sabato sera, e quindi mi avvicinavo molto allo stile di Raimondo, che era proprio il personaggio del film, e spero magari, non lo so. Potresti anche rifare West Side Story, Sì. Fatta però alla napoletana. Quindi voglio dire... sai, quella è una storia di gang, no? Alla fine. Sì. E allora si rapporta, diciamo, allo spazio, ti do un'idea, si rapporta allo spazio, diciamo, locale e si può fare una cosa del genere, sarebbe una cosa carina, un West Side Story alla napoletana. Sì, prendendo le stesse le musiche, però magari mettendoci sotto i testi napoletani. Pensateci. Pensiamoci, infatti Barbara, pensiamoci, continuiamo a non dormire la notte, perché non si dorme la notte, ma non si dorme. E vabbè, ma quando si fanno questi lavori... Senti, è un omaggio a Michael Jackson, ci pensate? L'abbiamo già fatto a Eden di Dell'Andia, l'abbiamo già fatto io e la mia ballerina che tu conosci benissimo, Fabiana Castaldo, e speriamo comunque di continuare. L'idea era quella di far nascere un musical. Però qualcuno ci ha anticipato e magari non hanno fatto delle produzioni alte a Roma e vabbè, io l'idea te l'ho data. Infatti Pensateci. cogliamo l'occasione al volo e stanotte iniziamo. Questo è Napoli Story. Dove ci vediamo prossimamente? Beh, oltre il 24, il 25? Il 25 novembre alle ore 21 al Teatro Le Maschere, il nostro musical debutterà su Cognizione di Napoli e attualmente siamo ospiti a Rai 1. Adesso la data io non avevo perché non mi sono il 18 su Rai 1 mattina e non so quale altra trasmissione e promuoviamo proprio lo spettacolo, ecco, ci danno proprio un servizio su di me che parla di Carmine Lullo in Nus Cognizione Napoli, quindi una bella cosa, sì. Poi sul numero che te lo dico a fare, uscito io un giornaletto loro voglio dire, eccoci qua, mi raccomando, acquistatelo, questo mese ci siamo anche noi con le foto del cast, giusto, del casting, quello organizzato. 40 artisti in palcoscenico, cosa ti devo dire? I neuroni miei stanno tutti quanti proprio facendo questo. Stanno parlando anche loro. E anticipa qualche medley di canzoni classiche, sulle quali ballerete. Qualche medley di canzoni classiche, ci sarà proprio una scena dell'amore, dopo quella tempesta praticamente che noi raccontiamo il matrimonio napoletano, matrimonio trash, con la